Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. He doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow. Ooh-wee goes the storm. Why should he worry when he's nice and... Per gli amici di Teleblu ci troviamo qui nel laboratorio di francese, famosissimo a Ottaviano, tra l'altro, Sweet Lab. Esatto. Anima dolce. Anima dolce. C'è Luisa Francese, l'erede francese, il marito Federico Brisco, Eccellenti pasticceri. e abbiamo qui dei panettoni che adesso Ma sentite non l'odore? possono... Sentite l'odore, che profumino? Beh, l'odore insomma lo sento io perché mi sacrifico io e quindi assaggio, è quello sento che gli si odori sacrifica e sempre. tutto, insomma. Ma vi Quindi, posso assicurare che qui non si resiste facilmente, Non si resiste. ci verrebbe voglia di tuffarci Insomma, nei panettoni, insomma, ecco. è vero. Esatto. Allora, vedete, sono tutti quanti a testa in giù, si stanno per poco. Si stanno riposando, hanno bisogno di dormire ancora. Esatto, domani mattina saranno pronti Smaglianti. e saranno sul mercato dei panettoni che non sono panettoni industriali. Questi panettoni qua Sono d'eccellenza artigianale. No, ma questi panettoni qua, l'80% insomma, di quelli che ci ascoltano, io sono sicuro che non Non li l'ha hanno mai mai mangiato in vita assaggiati in sua. vita loro, perché noi ci hanno dato sempre dei panettoni con dei canditi che facevano schifo. E invece Teresa cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha insegnato? Che il Teresa? candito deve Di essere qualità, morbido morbido, allo stesso modo dell'uva sultanina, dell'uva passa, esatto. E tu lo sapevi prima di conoscere Teresa Assolutamente no, Perfetto. assolutamente no. Ero, diciamo così, un ignaro, no, più che ignorante, un ignaro. Ancora peggio. Ancora peggio, capito? Ancora peggio. E quindi se non volete continuare ad essere degli ignari come lo siete stati fino adesso, Nutritevi con non so quanti anni avete, chi ne avrà 50, chi ne avrà 60, chi ne avrà 80. Esatto. Vergogna! Voi per i primi 80 anni della vostra vita, 50, 60, 80 anni, siete restati veramente a mangiare quei panettoni, quei canditi che io gliel'avrei, secchi. che quelli che li fanno non ce li danno da mangiare neanche ai loro cani. Diciamoci la verità, tante non fanno schifo, tosta. E Secchi. che sono le bucce, praticamente sono le bucce delle arance, non sono di quelle non sono delle arance e cose. Ma voi che cosa dovete? Allora il nostro Giuseppe si è arrabbiato. mi sono Il arrabbiato. nostro Giuseppe si è arrabbiato purtroppo. Ma passiamo la parola agli esperti in materia. Eccoci Facciamo qui. vedere il primo piano, ecco qua. Come si distingue un panettone d'eccellenza? Una guida pratica e velocissima per i nostri telespettatori. Allora, la prima cosa è l'alveolatura, che quando si apre si vede all'interno, tutto l'impasto è sviluppato con delle bollicine, più bollicine ha, più è sviluppato bene. Lievito madre. Ovviamente. Ovviamente se ha troppe bollicine il panettone scompare, quindi bisogna diciamo così c'è un certo equilibrio. Esatto, Esatto, quindi l'alveolatura abbiamo
sì la morbidezza, Esatto. che la dà dal burro e non dalla margarina, non burri economici. Attenzione ai grassi che sono quelli che poi vi fanno bruciare l'esofago, Esatto, il pancino, esatto. fanno malissimo e vi lasciano disgustati con la patina sotto il palato. Noi usiamo soltanto burro al 82% di grassi animali, senza margarine vegetali, senza Lievitazione nessun naturale. lievitazione naturale. Assolutamente. Assolutamente. Senza maltrattare nessun animale, Assolutamente. perché è il burro che si ha dalla mungitura della Della vacca, vacca, esatto, sì, no, dalla- della bufala, Perciò nel rispetto degli animali. della bufala, sì, della mucca. della mucca, no? Quindi praticamente insomma, certo per i vegani, insomma, i vegani non lo possono mangiare, ma i vegani sono malati mentali. Ma no, non diciamo queste cose, non possiamo dirle queste Quindi- cose. Rispettiamo, I malati mentali, vabbè, Per il prossimo anno prevediamo di inserire un Giuseppe Trento. Per il prossimo anno prevediamo di inserire un prodotto vegano perché noi siamo certificati Oggi vegani. proprio. Oggi abbiamo avuto la certificazione. Auguri, auguri, E quindi l'anno prossimo auguri. inseriremo sicuramente almeno un panettone per vegani. Fratelli francese alla grande, Ottaviano. Oltre al vegano abbiamo visto anche 2 certificazioni. Per la per gli vendita extraterrestri. internazionale. Ci sta Mi state attrezzando anche anche gli extraterrestri assaggeranno i panettoni francesi. Adesso abbiamo la Anima Dolce, vogliamo dire dov'è Anima Dolce? Allora, scusami. Vogliamo ricordare dov'è Anima Ad Dolce? Ottaviano. Perché appunto a scanso di equivoci, diffidate dalle imitazioni, la vera pasticceria Fratelli francese è ad a Ottaviano in via San Domenico numero 18 e distribuisce in tutta l'Italia, distribuisce anche all'estero, ovviamente soltanto ai nostri diretti fornitori. Noi abbiamo delle zone distributive di ovviamente prodotti a meno 20 e dove Ad oggi, consegniamo i nostri dico, ad oggi possiamo anche consegnare in tutti i modi che abbiamo visto la BSC, la IFS Food, per che sono delle la, certificazioni che ci permettono la della vendita tavola. mondiale. Perciò tra poco dalla Germania io, Giuseppe e Renato vi faremo vedere i panettoni che invaderanno Ma pure il dalla mercato di alta qualità, Cina. di alta qualità. Dico la Germania perché la Germania, i tedeschi sono molto sensibili alla qualità italiana e meritano perché sono un popolo che sa apprezzare il buono e il bello. Certo. E poi sbarchiamo anche in America. E poi anche in Cina, dalla Cina con Ma questa Cina, dalla Cina con che potevo dire dalla Cina con a me piace dalla Germania con amore. Ok, allora ci allontaniamo un pochettino. questo è il nostro laboratorio. Sì, il laboratorio Che a quest'ora chiaramente è vuoto, la mattina pullula di dipendenti, chiaramente di pasticceri, esperti, i maestri. ma noi torneremo domani mattina a fare le riprese ad occhio in modo che voi possiate vedere da vicino cosa accade in questo laboratorio, come si lavora e con quanta passione. E finalmente non sarete più ignari! Non lo spiegate! Che vergogna! Say you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who's been naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.